attacchiamo prima sul Grappa per attirare lì l'attenzione degli austriaci e poi dopo 2 giorni sul Piave per passarlo e sfondare. Comincia la battaglia di Vittorio Veneto, che nei primi giorni è una vera battaglia, questo va detto. Quei primi 2 giorni in cui i nostri attaccano sul Grappa sono giorni pesanti, perché l'esercito austriaco, nonostante tutto, l'esercito di un impero che sta finendo di esistere, questo esercito contro gli italiani ha ancora voglia di combattere. Per cui nei primi giorni gli austriaci tengono. La sera del 26 si gettano le prime passerelle sul Piave. La notte la piena spazza via tutto. La notte del 27 si rifanno i ponti, il 28 il Piave li spazza via di nuovo, però intanto i nostri stanno passando. C'è una prima testa di ponte al di là del Piave. Entro il 29 abbiamo